pazienti i vantaggi che hanno? I vantaggi che hanno sono fondamentalmente quello di essere in un paese a bassa tassazione e quello che si conosce come turismo dentale, quindi turismo medico. Il fatto che le cure mediche hanno un costo inferiore perché il costo della vita è inferiore, le tasse sono più basse e quindi complessivamente il costo di curarsi in una nazione a più bassa tassazione è inferiore, quindi il paziente risparmia. Sì, dottore, si parla anche di crisi del modello sanitario italiano. Diciamo che però esperienze come la sua in qualche modo forse non aiutano alla risoluzione di questo problema, giusto? Oppure diciamo, non trova nulla di contraddittorio in questo? Ma la questione sicuramente sarà al centro, io penso, di tutto l'anno prossimo, dei dibattiti anche televisivi, il fatto che stiamo assistendo alla fuga dei medici, la fuga dei medici italiani all'estero che stanno venendo attratti da delle realtà dove possono lavorare senza fare burnout e ben pagati. E invece il sistema pubblico in Italia, come ha detto lei, ha una prospettiva di collasso, a meno che non si faccia realmente qualcosa che inverta la direzione dei medici che lasciano il nostro paese. Io ho lasciato l'Italia ormai più di 12 anni fa, ma sono sempre di più i colleghi che mi stanno telefonando per chiedermi consiglio dove andare a vivere e lavorare all'estero. Il problema va risolto affrontando appunto la causa, non l'effetto. La causa sono i medici in burnout, nel sistema pubblico non hanno un sistema salariale che li attrae e soprattutto nel privato praticamente sono lasciati da soli contro tutto e tutti. Sono sempre di più i medici, ripeto, che stanno prendendo in considerazione di trasferirsi a vivere all'estero. La soluzione? Teniamoci i medici nel nostro paese, andando a detassarli e dandogli supporto nella loro attività in maniera continua.